La valorizzazione del patrimonio linguistico è una delle iniziative che hanno supportato la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura nel 2025. Di libero consorzio con la Scuola Polo odierna di Palma di Montechiaro hanno organizzato un'esperienza di formazione rivolta ai docenti, 90 ore con 3 esperti del settore teatrale, Gaetano Aronica, Marco Savatteri e Giovanni Volpe, che hanno tenuto un corso di scrittura creativa, di avviamento alla regia, studio di sceneggiatura e scenografia, valorizzazione della lingua siciliana. Vediamo. Si chiude oggi un corso che ha visto i docenti studiare teatro, recitazione, scrittura, dizione, ma anche lingua siciliana. Ma questo è solo il primo step, perché questo corso tornerà il prossimo anno e anche l'anno 2025, in cui Agrigento sarà capitale della cultura. I docenti sono tutti entusiasti. Sì, oggi concludiamo questo percorso che ha avuto una durata di quasi un intero anno scolastico, ha visto coinvolti tantissimi docenti della provincia di Agrigento, di tutte le scuole. È un percorso fortemente voluto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento e in vista appunto di questo traguardo raggiunto dalla città di Agrigento, capitale della cultura. Il percorso ha una valenza triennale. Abbiamo iniziato quest'anno attraverso la formazione dei docenti che si sono confrontati con esperti di fama nazionale, Giovanni Volpe, Gaetano Aronica e Marco Savatteri, e soprattutto hanno avuto la possibilità di entrare in rete tra di loro per scambiarsi le diverse esperienze realizzate nelle scuole, perché indubbiamente il teatro ha una lingua universale che può essere proposta alla scuola dell'infanzia e anche nelle scuole secondarie. Abbiamo anche l'esperienza delle scuole carcerarie all'interno di questo percorso. Il prossimo anno questa formazione, che è una formazione propedeutica, servirà ai docenti per poter trasferire le loro competenze all'interno delle diverse scuole per la realizzazione di un percorso di scrittura creativa in vernacolo, nel tentativo proprio di valorizzare i dialetti delle diverse zone della nostra provincia, e poi la realizzazione di una messa in scena e una circuitazione vera e propria, una rassegna teatrale delle scuole di Agrigento. Il Libero Consorzio ha organizzato un corso dove gli studenti sono gli insegnanti di secondaria di secondo grado. È un percorso teatrale, di regia, che valorizza anche la lingua siciliana. Oggi la consegna dei primi attestati, ma durerà altri 2 anni. Sì, il corso è proprio intitolato La valorizzazione della lingua siciliana. Noi dobbiamo restare ancorati alle nostre tradizioni, non deve morire il dialetto e così difendiamo l'italiano, perché prima muoiono o possono morire i dialetti regionali, poi muoiono i dialetti nazionali, parleremo tutti inglesi o tutti tedesco o tutti francese, non mi sta bene, dobbiamo restare ancorati alle nostre tradizioni, alla nostra cultura. Lei ha raccontato di essere stato a sua volta insegnante e quindi ha progettato questo percorso che poi spenderanno all'interno delle scuole con i ragazzi anche disabili, o addirittura qualche insegnante lavora in carcere e quindi lo farà con i detenuti. Assolutamente, tutti uguali, spazio per tutti, gli studenti sono per noi tutti uguali, uno più bravo dell'altro. Gli insegnanti a scuola di teatro. Gli insegnanti a scuola di teatro è una grande idea. Si inserisce in quella che è una tendenza nazionale, cioè dare la possibilità a chi vive la scuola insegnandoci, a questa classe abbastanza martoriata, diciamo, no? Dargli anche gli strumenti per poter utilizzare discipline specifiche quali sono il teatro e il cinema, ma in questo caso il teatro, all'interno del loro metodo didattico. La scommessa è riuscire a fornire questi insegnanti degli strumenti di base. Eravamo 3 docenti, ci siamo divisi 3 branche del teatro. Io, che nella vita sono soprattutto regista, anche se ho avuto esperienza d'attore, mi sono soprattutto occupato della parte della teoria e tecnica della messa in scena. E quindi, dopo aver analizzato e passato in rassegna
le tecniche principali dell'attore, da Stanislavski a Brecht per arrivare a Strasberg, all'Actor Studio e alle recentissime, penso a Emma Dante, e ho cercato di dare a questi insegnanti la possibilità di capire prima loro, per poi far capire loro ai loro alunni come deve essere l'approccio col mondo del teatro. È stata un'esperienza straordinaria, la parola insegnare è una parola molto forte, preferisco condividere delle esperienze, condividere delle emozioni, condividere il sapere. Di fronte ai docenti l'approccio ovviamente è diverso, dato che abbiamo a che fare con degli adulti, con della gente formata, preparata indubbiamente. Il mondo del teatro però ha la capacità di poter esplorare orizzonti infiniti, per cui insieme abbiamo condiviso delle conoscenze attraverso lo stendardo della lingua siciliana, attraverso lo stendardo della bandiera del teatro, dell'emozione, della ricerca del personaggio, della regia teatrale, dello spazio scenico, e attraverso lo stendardo di una libertà espressiva che consentirà ai docenti di poter sperimentare delle formule alternative di didattica e quindi poter collaborare alla condivisione del sapere attraverso appunto le dinamiche teatrali. Dunque delle altre possibilità per insegnare agli studenti, e questa volta lo siamo senza paura, poter insegnare agli studenti ciò che vuole il sistema scolastico utilizzando anche il meraviglioso mondo teatrale. Riguardo agli insegnanti soprattutto di italiano, com'è formarli, riabituarli al siciliano? Allora, alcuni sono più esperti di me nell'uso parlato del siciliano. È stato interessante poter affrontare la lingua siciliana attraverso la drammaturgia teatrale. Non ci siamo occupati soltanto di siciliano, abbiamo anche parlato di dizione, di articolazione dei suoni della lingua italiana per poter anche sperimentare il teatro in lingua italiana. È un corso che si chiude oggi ma continuerà nei prossimi 2 anni e vi vedrà impegnati anche all'interno delle scuole. Ma io me lo auguro, perché è stata un'esperienza importantissima, formativa anche per noi. Io dicevo ai docenti, in questo caso discenti, ma per me sempre docenti, che appunto doveva essere un'esperienza unica, indimenticabile, non solo per loro, e formativa, non solo per loro ma anche per noi. E così è stato un momento di scambio importantissimo. E io proprio nel mio programma usavo sempre un termine, a volo d'angelo, cioè io ho fatto una sorta di infarinatura generale di tutti gli strumenti un pochettino che servono, diciamo, i ferri del mestiere per affrontare queste tematiche, e dicevo sempre: ragazzi, non vi spaventate, perché avremo altri 2 anni per approfondire ciascuno di questi temi. È proprio quello che faremo nei prossimi anni, per cui io ritengo che sia importante e utile che ci siano altri 2 anni. Per quanto riguarda il mio lavoro in carcere, il teatro ormai è diventato un po' un must, perché aiuta a far venire fuori tutte le cosiddette soft skills o life comp della Commissione europea, che sono le competenze per la vita. In particolare il carcere, nella mia idea ma anche in quella che è venuta fuori durante il corso, è un po' una soglia che serve a superare il limite in cui una persona può essere se stessa, ma col tempo può essere un'altra, senza rinunciare alla sua identità, e per un attimo, pur trovandosi in carcere, in un'istituzione totale, non rinuncia alla sua dignità. Quindi il bilancio è veramente molto positivo, ci auguriamo di portare l'esperienza da formatori chiaramente in carcere, da formatori un po' più professionali. Ma io ringrazio davvero innanzitutto il Libero Consorzio e la preside Totaro per aver avuto quest'idea che ritengo sia davvero geniale. Un po' gli insegnanti, soprattutto quelli che magari siamo particolarmente motivati a fare teatro per diverse scelte, per noi è stato davvero importante seguire queste 90 ore di lezione in cui abbiamo affrontato argomenti diversi che ovviamente adesso sarà compito nostro calare all'interno delle nostre aule scolastiche con i nostri studenti in questi 2 prossimi anni di corso.